Buongiorno a tutti e ben ritrovati i nostri migranti. Oggi parliamo delle comunità montane, che sono enti di secondo livello e che collaborano con i comuni per una gestione sovracomunale di quello che è il territorio. Le comunità montane nascono nell'ordinamento italiano nel 1971 e dal 2009 con la riforma del Rio e la necessità di creazione anche di unioni di comuni hanno subito un forte ridimensionamento, tant'è che in alcune parti d'Italia sono state completamente cancellate dall'ordinamento regionale, mentre tutt'oggi vivono a livello normativo nel testo unico enti locali a livello nazionale, pur non avendo più risorse da parte dall'ente centrale che è lo Stato. Regione Lombardia saggiamente ha mantenuto le comunità montane sui nostri territori per quella gestione uniforme di alcune tematiche che riguardano il tema della forestazione, dell'agricoltura, soprattutto nelle zone di montagna, un'agricoltura fatta di eroismo da parte degli agricoltori per la manutenzione del nostro territorio anche a livello di dissesti idrogeologici e come dicevo appunto forestazione e gestione dei boschi. Oggi è anche una delle mission più importanti perché c'è un forte abbandono del territorio e quindi una presenza dei boschi importante e massiccia, boschi non governati che determinano magari anche dei problemi di natura gestionale, idrogeologica e quant'altro, magari anche abbandonati, magari anche di proprietà di persone emigrate e magari sarebbe opportuno fare una valutazione di una gestione coordinata senza dover pensare ad acquisire le proprietà, ma le proprietà essere mantenute in capo ai singoli proprietari, ma creare quelle minime unità culturali per una gestione coordinata dei territori boschivi. Dall'altro lato comunità montane insieme ai comuni si preoccupano di gestione di organizzazioni del turismo, degli uffici di informazione turistica per gestire in forma coordinata insieme con la provincia e con la regione attraverso dei bandi anche le tematiche legate all'accoglienza e al turismo, oggi uno dei pilastri fondamentali anche per l'economia dei nostri territori di montagna. Tornando alle tematiche della gestione del territorio, sarebbe anche interessante, Comunità Montana lo sta facendo, almeno per la Comunità Montana Vallimagna lo stiamo facendo, una ricognizione delle proprietà boschive proprio per coinvolgere poi i privati in una gestione coordinata del bosco per la manutenzione di questi boschi, perché anche i boschi sono esseri viventi, nascono, crescono, vivono e muoiono e questo determina nel corso del tempo anche delle problematiche di natura di dissesti idrogeologici e quant'altro. Quindi oggi il forte frazionamento della proprietà determina un'antieconomicità della gestione, soprattutto nel nostro territorio l'abbiamo verificato e quindi stiamo cercando di ricomporre delle minime unità culturali affinché possano essere economicamente interessante la gestione anche di queste ampie zone di territorio oggi abbandonate a se stesse. In questi anni comunità montane anche con l'ente bergamaschi hanno iniziato una collaborazione legata anche al fatto che parecchi dei nostri emigranti, anche di seconda, terza generazione, hanno origini nelle nostre valli perché si sono recati in tutti i continenti, per cui ci teniamo ad essere parte proattiva dell'ente bergamaschi che in questi anni sta mettendo in campo alcune azioni appunto per riallacciare questi rapporti con
quest'Italia che esiste all'estero, sparsa in tutti i continenti.